Wow, è strano sentire il pullman in bolla di là. Se nel parcheggio quello che tanto ti menzionavo di Cortina da un pezzo. Dai che è venerdì! Figa nastro. Mm. Mm. Ragazzo, buongiorno e buona van life a tutti. Allora, no perché è un camper, ma perché è un laica, come quelle tre mezzinoli. Cioè, sul che può fare un dispetto a tre mezzinoli l'uno. Oggi ti porto a fare quel pezzo che ci mancava. Che è la parte ciclabile da Cortina a Dobbiaco. Questo non serve, fa caldo. Pensavo facesse più freddo. Ready. Mia nonna dice sempre di star lontano dai pericoli. Vedremo qua quel chi c'è. Pericoli possibili. E il cervo perché a carne fa male. I nonni col cappeo, e il nonno col trattore, l'acqua, una macchina da rally inderappata, una frana di esagoni. Senti l'eco. Ecco! Olfo! Uè! Sì, credo sia uno dei giri più fighi che abbia mai fatto. Bellissimo. Oh, guarda le mie spalle, che stupenda stazione ferroviaria. Deturpata da sta roba qua, dai! Io mi ricordo quel bellissimo cartello che avevamo visto dove eravamo nelle trincee della seconda guerra mondiale, più o meno in zona Valdobbiadene, dove c'era scritto: se entri e cazzi tuoi, cioè entra a tuo rischio e pericolo, nessuno si prende responsabilità, c'è un pericolo, sono cazzi tuoi se ti fai male, hai capito? Quindi un bel cartellino piccolo, qui gialli, là col teschio che c'è sempre bello da veda, col palo in legno, fa più pandan. Guarda che posti, guarda, far pandango sto panorama. Ho precisato che il percorso, tra parentesi facile, chiusa parentesi, a parte quel porto della morte che comunque hanno coperto per non far vedere il burrone alla gente, si dirama in tantissime stradine. Stop, pausa. Ti voglio fare un regalo molto importante. Allora, io non è che pretendo di insegnare la vita agli altri, però sai, siccome la mia ogni tanto la capisco, voglio dirti le cose che ho capito della mia, che magari non si sa mai, prova che non costa niente, provi nella tua a vedere se anche nella tua vale la stessa cosa, ok? Allora, cosa è successo? Io adesso veramente un'esperienza bellissima, sarà che io sono strafissato di e-bike, eccetera. No, non ti voglio dire di prendere l'e-bike, di provarla sì, ma ragazzo, io sono partito con l'idea che doveva piovere, hai capito? Ero già contento di fare un giro con la pioggia, cioè mi sono portato a essere contento, non dico felice, contento, sono due parole molto diverse, per questo giro in bici sotto la pioggia o con la pioggerellina, col nuvolo. Poi ho trovato anche il sole e quindi
Cioè già io ero contento del nuvolo e della pioggia, provo a immaginare quando trovo un sole inaspettato, che felicità, cioè perché non avevo l'aspettativa del sole. Spero che tu mi segua, perché è un discorso molto delicato, secondo me anche molto semplice, però molto molto delicato e importante. Perché la vita è una, zio caro, va spremuta, ragazzo. Dopo, solito discorso, ognuno ha i suoi gusti, per me questo è il top, hai capito? Andare tipo nella muraglia cinese, faccio un esempio, a me personalmente non mi sbatte un cazzo, cioè proprio zero, mentre sta roba qua con l'e-bike per me da 0 a 10 è 463. Quindi trova anche tu il tuo 463 e andiamo avanti. No, Dea, di qua. Oh, civiltà. Ah, se non te l'ho detto, stiamo andando dal parcheggio in centro a Cortina, gratuito, con una bella vista panoramica, se vuoi ti do la posizione su Google Maps, a Dobbiaco, a vedere l'area camper, il tutto tramite la pista ciclabile. Però quello che volevo farti vedere, per cui ho avviato il video, è importante, volevo dirti che lungo la strada normale, la statale, è strapieno di queste, diciamo, isolette, questi parcheggetti per fare la van life. Certo, è in mezzo alla strada, ok? Però se sa che uno fa van life e fa così, il QRS nasconde e dice guarda, tac, ecco, aspetta che va via in macchina e dice ah, se devo fare la van life qua, tu capisci come funziona? Il mondo è così, ragazzo. Oh, seguiti, è da un anno che te lo dico, su Instagram cerca, o anche su YouTube, ci sono i video corti, Instagram VS, che sarebbe il versus, realtà o reality in inglese, cerca, così te capisci cosa che intende singano. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Da quel poco che capisco, questa è cacca. La tratta, che è di 30 km, mi sembra di capire che fino a metà strada è in salita e dopo l'altra metà è in discesa. Io speravo fossero 30 km tutti di salita, che così dopo mi facevo la discesa a cannone. Questo è il lago di Landro, ragazzo. Esatto, ticket Arala. Che bello. Scusa, si arriva a Dobbiaco anche di qua? Ciao ragazzi, si arriva a Dobbiaco di qua, per questa. E per strada si passa anche la ciclabile. È la strada normale, infatti ti puoi vedere qua anche a fare la van life qua. E hai la vista là. Faccio. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Quelle che vedi alle mie spalle sono le 3 cime di Lavaredo, anche se io che sono ignorante preferisco quelle montagne là, queste qua. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Qui alle mie spalle, ragazzo, c'è il Folle di Landro. Quando fai le ciclabili ti insegna a singano, non sta sempre un duro baretta fracata perché ti a far chilometri te sappi veloce dei altri, no, sta calmo, sciolto, rilassati, goditi l'ambiente che ti circonda e guarda sempre che trovi cose interessanti, più rallenti più hai tempo di osservare. Detto questo, andiamo a vedere.
Take a walk on the wild side and the color girls say E fa la sua porca fa la sua porca impressione, col rumore dell'acqua che sbatte, sì. Forte. Beh sì, giustamente è un forte. Ho lasciato la bici anche fuori non legata, per carità. Che posti, ragazzo, bellissimo. Occhio al discorso ciclabile, perché ce ne sono due, una vicina alla strada, cioè a un certo punto dopo il lago, no? E una più in wild e l'altra più vicino alla strada. Questa è quella più in wild, bella. Oh, vabbè che te sei più furbo di me, però mi raccomando, portati via un panino, qualcosa da mangiare, porca miseria. Beh, gran calma, anche al vin, sol che ginvol tanto, Dio caro. In più te fa girare anche la testa, l'acqua non ti fa girare la testa. Io non capisco perché devono fare due ciclabili e adesso non so come entrare qua, porca miseria. Che c'è il lago di Dobbiaco è bellissimo e là è pieno anche di camper che fanno la van life, porca miseria, volevo andare anch'io. Aspetta, perché mai da starta in diaiursi. Ah ok, no, è chiuso. Che strana sta roba. Ce l'ho fatta, che posticino, quanto amo la mia bici. Che posti. Boia, era il Concorde di Clucchi, che roba. Eccoli là adesso nei camper, bisogna che poi lo devo vedere. Il piatto tirolese. Grazie mille. Ciao cavallo, sei venuto a trovare. Vieni qua. Ciao, Nusa. C'era quel detto che diceva che quando mangiavi animali, gli animali ti si allontanavano. Infatti una volta li attiravo tutti. Probabilmente sentono, non so, che era la strega polacca che spiegava sta roba, adesso non mi ricordo il nome. La 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 li la la for you. Almeno di qua, ok, come ci vado? Devo andare di là, Dio caro. Un po' chiuso. Che posto fantastico e che magnata. Mi sono messo a cioccolare con 3 vecce, proprio deliziosissime, 3 amiche australiane. Mi stavano girando l'Italia in macchina, bello. Eccoci arrivati a Dobbiaco. Mi sto prendendo avanti per la San Candido Lienza. Allora, guarda ragazzo, 18 euro l'area camper, è tanto, lo so, è tantissimo, però è un'esperienza che va vissuta alla San Candido Lienza, quindi ci sta. Ah, non utilizzare il bosco come WC, cioè un camper caga in camper. Oh cavallo, oh cavallo, oh. Wow. Oh cavallo, c'hai male al callo, oh. Ok ragazzi, io ti saluto per farti capire un attimo, guarda, ciclabile Dobbiaco Lienza, girati Dobbiaco, qua c'è l'area camper, ok? Mi raccomando non dormirci che è il treno che passa sopra. Spero che questo video ti sia piaciuto e se non ti è piaciuto, come al solito, te che ha problemi di piacimento. No. Oh, mi dice rete australiane, sei pieni di Cristi?
tutti così, tutti... che misteri cosa ho fatto? Boia, va che rassa di hotel. Non è che mi son perso, è che sto ritornando in modo diverso. Ok, mi sono perso. Serve il paio di corrente, ah, guarda, serve. Oh. Sono stufo. Altri 30 km ancora. Vai. Ma guarda che spettacoli. The Tree. Guarda, chi c'è, guarda? A trotta la vedi sotto? Un cazzo di paradiso. Promemoria interno come scorese. Pensa, 3.000 motivi che amo la mia bici, no? Ho fatto risparmiare un 30-40 euro di campeggio. Con quei soldi mi sono fatto una bella mangiata in riva al lago e ho anche avanzato. Memo, guarda qua una roba. Non serve che ti spegni nei parcheggi a pagamento, cioè siamo distanti 200 metri, è pieno di ste spiazzole, ok? Tre cose, esperienza fantastica. Ho finito la batteria e mazzava al posto della van life. Posso neanche avere il panorama della van life. Senza van life. Buon ciao, arrivederci. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
you sow. You're going to reap just what you sow.